Benvenuti nel nostro canale. I miei fan lasciano già il vostro mi piace in questo video così potete essere sempre aggiornati sulle novità dal napoletano. Grazie. Dalla Germania, Osimhen ha accettato il Bayern Monaco. Ora De Laurentiis deve essere convinto. L'attaccante nigeriano avrebbe dato la sua volontà di tornare in Germania per vestire la maglia del club bavarese. Victor Osimhen potrebbe seguire Kim Min-jae al Bayern Monaco. È quanto sostiene Sport 1, secondo il quale l'avanzato nigeriano avrebbe tenuto dei colloqui con il club tedesco, comunicando la sua volontà di tornare in Germania. La moglie dell'attaccante azzurro, in particolare, per motivi familiari apprezzerebbe questa soluzione, che sarebbe seriamente presa in considerazione dal numero 9 della squadra partenopea. Tuttavia, il presidente Aurelio De Laurentiis rimane convinto. Il santo patrono della Campania, come è noto, non farà sconti a nessuno. Chi vorrà provare a vincere il titolo di capocannoniere del campionato italiano 2022-2023, guarda caso, dovrà mettere soldi nel vassoio, garantendosi un'offerta non inferiore a 150 milioni di euro. Altrimenti Osimhen resterà dov'è, magari aggiustando il contratto. Il suo agente, Roberto Calenda, incontrerà De Laurentiis nei prossimi giorni per fare il punto sul futuro del suo assistito. E poi tifosi napoletani, dovremmo vendere il nostro capocannoniere per quella cifra? Lascia il tuo commento al video e non dimenticare di iscriverti al nostro canale.